Hanno infranto i sogni altrui per dare fiato e forza alle loro ambizioni, segnando come nessuno mai prima nella storia di un campionato che con passione e giocate indimenticabili hanno onorato alla loro maniera in giro per la capitale. La squadra dei record contro la scommessa di un quartiere. Cannibali di trofei, un volto che non smetterà mai di sorridere, palloni, guanti e panchine d'oro, tutto per poter dire che nella Lega Calcio a 8 è un privilegio partecipare, ma cucirsi in petto un tricolore è tutta un'altra storia. Venerdì 16 giugno dal Circolo Atletico 2000, Cotton Club, Pisana Calcio a 8, lo scudetto nel derby. Buonasera da Alessandro Sticozzi e Daniele Placido. E benvenuti nei 50 minuti più importanti dell'anno, quelli che ci diranno chi tra Cotton Club e Pisana si cucirà sul petto lo scudetto di campioni d'Italia. Procediamo immediatamente alla lettura della lista dei convocati con i quali le due squadre si presentano a questo decisivo appuntamento, iniziando dagli sfidanti, ragazzi Davide Di Pasquale della Pisana Calcio a 8, che si schierano con la tenuta blu scuro. Li leggeremo in rigoroso ordine alfabetico, iniziando dal numero 8 Ammassari Ruggero, con la 5 Tiziano Carnevali, 16 Manuel Cervini, Andrea Cesaro la 7, in porta c'è Giuseppe De Bernardo con la 10 Ferretti, secondo portiere Marco Filonardi, Matteo Laurato alla numero 11, Federico Pace e Andrea Ricci alla 14, 4 Schiavon, 9 Danilo Scibilia, accompagnatori in panchina Massimiliano Miozzi e Simone Scerrati. Risponde il Cotton Club, che terrà il calcio d'inizio della gara in maglia oro col numero 10 Artistico, Barbarella il 44, 6 Blandino, 37 Cenicola, Conti 23, 9 Forcina, 24 Giordano, 11 Matozzo, 5 Piccheri, 1 in porta Santarelli col 7 Tinazzi, Capitan Zamperini con la 21 in panchina, Alessio Piccheri come allenatore, Maurizio Giuseppucci, Flaviano Pinna e Michele Scatarzi come accompagnatori. Buona finale e buona Lega a tutti! Possiamo quindi entrare in presa diretta, pronti per il calcio d'inizio. La prima domanda che facciamo a Daniele Placido è: che emozione provi quest'anno rispetto all'emozione che hai già provato lo scorso anno da commentatore tecnico dell'ultima finale? Grande emozione, Ale, devo dirti la verità, c'è l'atmosfera delle grandi occasioni, due squadre straordinarie, probabilmente schierate a specchio. Mi aspetto un grandissimo spettacolo, un grande equilibrio con il colpo del campione perennemente dietro l'angolo e pronto a decidere la sfida. Le ultime due finali con una sola rete segnata in 100 minuti da Lorenzo Magnanelli e Cristiano Colacrossi. Avremo il coordinamento da bordo campo con interventi continui, ma è tempo di scendere in campo, è tempo che inizi la gara, è tempo che Artistico tenti direttamente dalla centrata e De Bernardo sa raccogliere immediatamente a terra, Daniele, un pallone che una volta vide infilarsi proprio qui all'Atletico 2000 nel sacco con un tiro direttamente dalla centrata e da centrocampo, quindi nella finale di Coppa Italia contro Checco dello Scapicollo, appunto sotto l'incrocio dei pali. Qui il primo fallo laterale della Pisana è raccolto invece da Santarelli. Quanto conteranno oggi gli ultimi due guanti d'oro della Lega Calcio a 8? Due portieri eccezionali, Alessandro, secondo me in assoluto i migliori di questa Lega. Difficile decidere, forse alla fine mi prenderei proprio di un punto Santarelli, ma il livello eccezionale. Blandino nel frattempo, il primo squillo del Cotton Club col mancino finisce lontano, largo alla destra dell'incrocio dei pali, difeso da Giuseppe De Bernardo. Noi in posizione da bordo campo sappiamo dirvi che rispetto al solito regni un silenzio diverso, una tensione anche particolare tra elementi che sicuramente sono abituati non solo su questi terreni di gioco a giocarsi gare importantissime, ma il primo intervento da bordo campo per Lorenzo Magnanelli. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Intanto segnaliamo anche il tantissimo pubblico che è venuto qui all'Atletico 2000, con il limite importante del fatto che non ci siano tribune. Sono tutti però assiepati sull'angolo del campo, anche ovviamente con lo striscione di Andrea Di Lorenzo, che ricordiamo è anche sulle maglie della Pisana. Calcio di punizione nel frattempo per la Pisana Calcio a 8 nel cerchio di centrocampo con Carnevali che va a farsi largo in maniera energica, il capitano della Pisana su Forcina, quindi De Bernardo.
raccoglie dietro, osserva il piazzamento dei suoi, si rivolge vicino a sé a Cervini, che quando è mancato nella Pisana si è fatto sentire e come Forcina su Carnevali. Forse tocca anche il pallone, ma l'arbitro è vicinissimo. Calcio di punizione. Abbiamo visto il primo tiro della partita in apertura, Alessandro, quello di Mario Artistico, per distacco balisticamente il giocatore più tremendo della Lega, è un elemento che può fare la differenza stasera. Riprese a cura di Fanner con Valterrizzo, il coordinamento in regia di Antonello Carbonaro, tutto sotto l'occhio vigile e creativo di Paolo Loffreda. Sono le stesse persone che hanno creduto in un progetto lungo tanti anni che riesce a crescere ed evolversi in ogni stagione grazie ad un'organizzazione che crede profondamente nello spirito di un torneo che è diventato un campionato. Lo vediamo dal livello dei giocatori in campo, lo vediamo dall'alto grado di concentrazione quasi professionistico di Cesaro, che parte ma impatta la barriera col collo interno destro, poi riesce ad appoggiarsi da Cervini, di nuovo da Cesaro che avrebbe spazio per tirare. La difesa energica però di Cenicola, linee pressi quindi Artistico, il classico stop poi prova a disorientare Ferretti, in due lo vanno a chiudere, duello tra numeri 10 ed è Artistico stavolta che sgambetta Ferretti, qualche protesta di troppo, la palla ce l'ha già la Pisana con Carnevali, passaggio pilotato alla grande dove però Zamperini va in anticipo su Cesaro. La Pisana ha segnato al Cotton un quinto dei gol che il Cotton ha subito. Daniele, è un dato fornito dal viso aperto con il quale vengono giocate queste gare, o il Cotton può soffrire i folletti davanti della Pisana? Entrambe le cose, Ale, perché la Pisana ha un repertorio offensivo eccezionale, veramente favoloso, e credo che soprattutto sugli esterni i due giocatori Laurato e Ammassari, soprattutto quando vengono a prendere palla tra le linee, saranno pericolosissimi. Forse anche per questo e per l'assenza, dobbiamo dirlo, di Fabrizio Nolano al centro della manovra, Cristian Conti, di solito difensore centrale e pilone del Cotton Club, agisce da mediano proprio per riuscire a stoppare meglio i movimenti tra le linee vari ed eventuali di Laurato, Ammassari, Cesaro, che amano tra le altre cose scambiarsi di posizione. Sono due attacchi che hanno segnato 249 gol sommati, 125 il Cotton, che ha battuto prendendosi la palma del miglior attacco solo di una rete, la Pisana, che ne ha segnati 124. Dietro di loro altre squadre hanno saputo far meglio, ma la loro continuità l'hanno avuta in pochi. Qui un tiro deviato, siamo ingannati dalla prospettiva. Il Cotton ha fatto salire bene il baricentro e qui sale con Cenicola, è ottimo il cross, doveva staccare altissimo Forcina. Forse il Cotton Club, Daniele, l'unica squadra che riesce a crossare non solo dal fondo e a trovare giocatori abili a segnare di testa a centro area. Sì, perché hanno due torri importanti come Forcina e Barbarella, e anche Lefebvre, che oggi però è assente. Intanto un aspetto tattico da sottolineare: Mario Artistico gioca largo a destra, ero un po' in dubbio se vederlo centralmente o aperto, perché sappiamo che è un pochettino pigro, non sempre aiuta a tornare, invece hanno scelto di schierarlo da questa parte dove può essere letale. De Bernardo nel frattempo si addormenta e lascia lì il pallone su Blandino, con un difetto che quest'anno non gli abbiamo mai visto evidenziato. È ripartita però già la Pisana, sempre Zamperini al centro ben posizionato e con 60 battiti, calma assoluta ed olimpica per lui, anche se il Cotton è costretto a rinviare veloce perché la Pisana va a pressare immediatamente. Quindi Laurato prova ad accendersi, il numero 11, uno di quelli che Davide Di Pasquale non l'ha davvero mai abbandonato durante questo anno, ha giocato praticamente tutte le gare di regular season. Altro cross, svirgola Cenicola, si mantiene in attacco la Pisana con un fallo laterale in zona offensiva sinistra. Se ne occuperà Cesaro? No, lascia l'incombenza alla corrente Ferretti. Ferretti su Ammassari, prova a girarsi, le sue finte di ritiro gli avversari, arriva come al solito Zamperini, basta mettere la spalla e l'anca per spostare l'avversario, la finezza inutile però di Artistico. Quindi Laurato torna indietro da Schiavon, vuole ragionare la Pisana, ci mette la testa Artistico, la palla è qui per Placido e passiamo però velocemente alla linea Magnanelli. Sì, soltanto per le prime voci che arrivano dalle due panchine particolarmente calde. Intanto a te, Alessandro. Il doppio passo di Laurato, il suo sinistro può controllare Santarelli senza toccare. Concludi, Lorenzo. Sì, ti dicevo, e ovviamente abbiamo visto anche da quest'ultima azione la Pisana è sicuramente molto soddisfatta dell'atteggiamento della squadra in questi primi minuti. Invece Giuseppucci sul fronte Cotton Club sta invitando i suoi a fare un pressing un po' più alto.
L'abbiamo sentito in queste ultime partite dalla panchina del Cotton Club levarsi questo grido di pressare alto, 2 gare difficili, le ultime 2 che hanno portato il Cotton prima a vincere su questo stesso terreno di gioco per 1-0 la semifinale contro il Football 8 Roma Nord, poi a pareggiare 1-1 la finale di Coppa Italia vinta poi ai calci di rigore contro il Cottini Staibano Gomme. In entrambi i casi quello che ricordava prima Daniele Placido, il tremendo sinistro e le tremende capacità balistiche di Mario Artistico hanno fatto la differenza, perché 2 calci di punizione hanno in fondo determinato il secondo trofeo dell'anno contando la regular season. Qui Carnevali è troppa fretta, l'arbitro va civilmente a parlarci, c'è una punizione da ribattere. Daniele, Golbet e Testaccio, le 2 squadre eliminate, si sono fermate al palo in semifinale. Secondo te per chi c'è stata più amarezza nel non venire a giocare qui? Quella che sarebbe stata la prima finale del Testaccio, la terza per la Golbet? Per entrambe sicuramente un po' più di delusione per la Golbet, che è riuscita a disputare le ultime 2 finali e che è arrivata seconda in regular season, risultato prestigioso e assolutamente straordinario. Alla fine la Golbet si è arresa però a una Pisana che nello scontro secco e nel doppio confronto però è veramente micidiale, quindi è una sconfitta che ci può stare. Prova ad emulare Artistico, Ruggero Ammassari, parte secco col mancino, il pallone passa, Santarelli forse non lo vede arrivare ma entra dentro lo 0-1 della Pisana Calcio a 8 e Ruggero Ammassari, sempre lui l'uomo delle semifinali, l'uomo delle partite che contano. Ed eccolo il colpo del giocatore importante, ha calciato di collo pieno, la palla è passata tra 1000 calciatori, Santarelli non l'ha vista bene, alla fine si è infilata. Partita stappata, adesso mi aspetto veramente di tutto, Ale. Era importante forse stapparla questa gara, dove tra le altre cose anche il tifo della Pisana Calcio a 8 latitava nel farsi sentire capannello intorno all'arbitro, ma possiamo andare da Magnanelli per le spiegazioni subitanee. Sì, diciamo che già sul calcio di punizione, quello da cui poi è nato il gol di Ruggero Ammassari, comunque c'era molta tensione che si respirava sulla panchina del Cotton Club, sia fra di loro sia appunto anche contro una direzione di gara che non sta piacendo a Giuseppucci e a tutti i suoi. Stanno protestando, adesso abbiamo visto anche Barbarella muso duro con il direttore di gara. Si è arrabbiato però da morire e ci è sembrato di capirlo a chiare lettere Simone Santarelli, non tanto con la direzione di gara quanto con la sua barriera, che è sembrato decidere di propria volontà. Ed ecco la riedizione del calcio d'inizio, la Pisana che se l'è studiata discretamente questa gara va a porsi in barriera con 3 uomini. Artistico prova a buttarlo giù quel muro. Daniele, non vorremmo mai essere in uno dei giocatori che vedono arrivarsi bolidi del genere da quella distanza. No, l'ho provato e non è decisamente una bella esperienza. De Bernardo nel frattempo riuscendo ad allungarsi oltre l'elevazione che sembrava precaria all'interno dell'area di rigore. Artistico nel frattempo discute con Ferretti che non lo sta a sentire, va oltre. La Pisana Calcio a 8 prova a riportarsi dall'altra parte andando in verticale e trovando bene il solito Schiavoni in proiezione offensiva, blandino e preciso. Tinazzi anche, Forcina svetta su Carnevali, poi il tocco di Conti è impreciso, sarà fallo laterale per una Pisana Calcio a 8 che sta interpretando con discreta maturità questi primi minuti di gara. Subire un gol dal Cotton sarebbe voluto. Attenzione nel frattempo ad Artistico che va a terra, proteste energiche del numero 10. Dicevamo, subire gol nei primi minuti sarebbe stato un macigno poi con una gara da ribaltare, casomai gettandosi in avanti e conoscendo le qualità della Pisana in difesa, che certamente, Daniele, non equivalgono quelle dell'attacco. Intanto giallo ad Artistico, non sarebbe stato il massimo della vita. Vero, però stanno interpretando la gara bene, con grande personalità. Devo dire che quando propongono riescono a funzionare benissimo, quando Carnevali si apre per giocare e trovano i 2 esterni che vengono tra le linee. Funzionano leggermente meno bene quando alzano la palla per Cesaro, perché Zamprini è in grande spolvero e vince tutti i duelli fisici, legge sempre l'anticipo. Ci sono anche panchine che da un momento all'altro possono ridisegnare gli assetti in campo, ma nel frattempo c'è un'altra punizione per la Pisana e va a batterla lo stesso uomo che per ora sta decidendo la finale scudetto, vale a dire Ruggero Ammassari. Tenterà ancora col suo sinistro prima velenosissimo che è rimbalzato oltre Santarelli. Ammassari invece scatta, è uno schema, è un appoggio per la bomba di Ferretti, che è tutt'altro che una bomba stavolta, un tiro molto strozzato. E il Cotton Club che in tutta la stagione, non considerando la finale di Supercoppa Italiana persa per 0-1 contro il Testaccio, non ha mai perso sul campo, una gara in 50 minuti, si ritrova sotto per 0-1
e tra l'altro con un'evoluzione della rete, Daniele, che è molto simile a quella segnata da Simone Mirante in quel dello Sport City, una punizione sporca, velenosa, uscita fuori da una selva di gambe. Può essere difficile psicologicamente anche per i campioni d'Italia, per giocatori così navigati, risalire la china vedendo forse quei fantasmi a quasi un anno di distanza. Certo, soprattutto perché ti trasferisce tutto un po' di pressione, però hanno grande personalità i calciatori del Cotton e credo che sapranno raddrizzarla, insomma. Artistico con il pallone a giro a centro area, ha respinto De Bernardo con i pugni, è fallo laterale per i giocatori in maglia oro, campioni d'Italia del Cotton Club. Ricordiamo la terza finale consecutiva dopo 3 regular season vinte e cercano la seconda tripletta in 3 anni. Qui Conti, Carnevali ha lasciato lì il piede, Conti probabilmente esagera, ma il calcio di punizione ci sta tutto. Ed è un'occasione reale per quell'uomo che infatti si sta propinquando verso il pallone. È il numero 10, è Mario Artistico, uno dei concorrenti assieme a Ruggero Ammassari, Matteo Monteforte ed Andrea Moretti. Per il pallone d'oro tu, Daniele, ti costringo al voto palese, anche se il voto dovrebbe essere segreto. Tra questi 4 fenomeni chi avresti votato? Sono giocatori fantastici. Nel complesso credo che ancora Mario Artistico, quando sia in condizione, sia il calciatore in grado di determinare di più in questa lega. Lui oppure Cristian Conti ora, con la barriera disposta a 3 da Giuseppe De Bernardo, che cerca di essere preciso come non mai anche nel dialogo con i compagni che stanno rimanendo in area, disturbati da altri sulla traiettoria. Artistico va secco, è una bordata pazzesca, ma il pallone non si abbassa assolutamente e termina alto sulla traversa di De Bernardo, che può quindi rimettere di minuti. Ne sono passati in questo primo tempo. Giuseppe De Bernardo, che di solito nelle partite contro il Cotton Club è chiamato ad una serie infinita di interventi, per ora non è dovuto ancora intervenire con i consueti miracoli. Artistico pressa Laurato, è finito il campo e prova lo stesso una giocata al numero 11 a pochi centimetri da noi. Conti vince il rimpallo con Schiavone, le riesce bene ad allargare per Artistico che stop e come al solito si gira i pugni di De Bernardo. Il mancino improvviso d'Artistico, che non è uno che ha bisogno di prendere la mira quando deve calciare. Ed ora vediamo se rispetto a prima il Cotton Club fa salire anche Alessandro Zamperini su questo calcio d'angolo, in quella che è a tutti gli effetti un'arma usata e abusata, passateci il termine, da parte del Cotton. Fisicamente per distacco la squadra più corpulenta della Serie A della Lega Calcio a 8. Infatti parte Zamperini, va in terzo tempo dove però svetta prima di tutti Ferretti, riuscendo a far allungare il pallone da Cesaro, che perlomeno guadagna metri seppur non tenendo il possesso. Quindi di nuovo Cotton, c'è Nicola da Tinazzi. Nicola schierato un po' a sorpresa da Alessio Piccoli, non ce l'aspettavamo tra i titolari. Blandino, subito 3 uomini su di lui, l'ha preparata bene per ora Davide Di Pasquale e Daniele. I giocatori fondamentali del Cotton in possesso hanno sempre qui Forcina, va a terra, arriva l'arbitro. Vediamo la decisione, calcio di rigore per il Cotton Club, calcio di rigore guadagnato da Mirko Forcina. Linea immediatamente a Lorenzo Magnanelli. Non tanto sul calcio di rigore, volevo segnalarti che comunque il Cotton Club sta lavorando come predica Giuseppucci, che voleva più palleggio a centrocampo, l'ha trovato e ha trovato tante azioni fino adesso all'azione del rigore. Intanto dalla panchina della Pisana avvertivano: stiamo messi male in campo, è arrivata l'occasione per il Cotton. Potenziale occasione per il pari del Cotton Club con un cartellino giallo che viene sventolato in faccia al numero 16 della Pisana Calcio a 8. Nel frattempo Emanuel Cervini, grandi proteste Daniele, perché questa è una giocata che vediamo fare spessissimo da Forcina, maestro assoluto nel fare perno col corpo che madre natura gli ha dato. Poi si sono abbracciati, c'è da vedere l'arbitro chi ha visto in anticipo. Hai detto bene Ale, Forcina è maestro in questo tipo di giocate, ha preso posizione, ha fatto perno, poi difficile giudicare l'episodio senza rivederlo. Similare, se non identico a quello che abbiamo visto come episodio nella finale di Coppa Italia, quella giocata contro il Cottini Staibano Come dal Cotton Club nella giornata, nella serata di lunedì dello Sport City. In quell'occasione il direttore di gara, fidatevi sulla parola, era identica come occasione, optò per non concedere il calcio di rigore. Le proteste della Pisana ci sono state, ma non cambiano la sostanza della decisione dell'arbitro, che manda sul dischetto Mario Artistico contro Giuseppe De Bernardo.
La rincorsa d'Artistico, secco, potente, centrale, è il pari del Cotton Club, l'1-1 lo fa Artistico dopo che Massari aveva portato avanti la Pisana. Artistico su calcio di rigore, ma continua a segnare in continuazione in questo finale di stagione. Ha scelto la soluzione di collo come spesso fa, ma stavolta ha calciato in sicurezza centrale. De Bernardo ha cercato di leggere prima la traiettoria e si è tuffata alla sua sinistra. Vediamo come evolve, Ale, sarà ancora più interessante ora. In quel caso un portiere deve pregare che casomai con un piede di richiamo sia in grado di riuscire a parare una botta del genere. Carnevali nel frattempo per l'immediata reazione della Pisana con un pallone che staziona in aria, ci vuole tutta l'esperienza ancora una volta di Zamperini nel farlo transitare verso il fondo. È stata una gara che sinora non ha avuto moltissimi squilli, ma ne ha avuti di fondamentali, da fermo a Massari, da fermo poi Artistico. Qui l'arbitro vede la spinta di Forcina, Carnevali se la ride perché immagina un fischio di compensazione da parte dell'arbitro. Vediamo dall'altro lato nel frattempo c'è un altro direttore di gara che va a dire qualcosa alla panchina della Pisana. È già pronto Magnanelli. Sì, perché la panchina della Pisana ha continuato a protestare dopo l'assegnazione del calcio di rigore. Si sono sentiti tanti insulti, probabilmente li avete sentiti anche voi da fuori dal campo, da parte dei tifosi rivolti contro l'arbitro. Adesso vediamo anche se il direttore di gara prenderà qualche provvedimento per una panchina della Pisana che comunque rimane imbufalita per la decisione del direttore di gara. Le grida che sentirete molto probabilmente da sfondo sono quelle dei supporters della Pisana Calcio 8 che si stanno facendo sentire. Non ci sembra che nessun elemento comunque della panchina dei ragazzi di Pasquale sia stato allontanato dal campo, perlomeno non vediamo nessuno dei componenti della panchina appunto avvicinarsi all'uscita. C'è ancora un attimo di impasse perché c'è da conversare dall'altro lato con Piccheri. Si scaldano nel frattempo altri giocatori per il Cotton Club. Vediamo da qui proprio Piccheri intensificare le operazioni di riscaldamento. C'è un attimo di pausa, i giocatori hanno preso un time out non concordato, occasione per noi per chiedere a Daniele come ha visto la vittoria di misura del Torma Arancia sull'Atletico Wispir nella finale di Serie A2. Grande partita, molto equilibrata, alla fine decisa da un centravanti che l'anno prossimo farà parlare molto di sé, Mastro Santi, top player. È segnato praticamente in tutte le gare decisive del Torma Arancia Calcio a 8. Qui è potenzialmente decisivo il calcio di punizione che è andato a conquistarsi con gran forza di volontà Francesco Ferretti in propulsione offensiva. Carnevali ha battuto velocemente andando da Ferretti mentre il Cotton disponeva la barriera. Ferretti spara, ma di fronte a sé c'è Forcina che si arrabbia da morire, va a fare il difensore con i suoi. De Bernardo rinvia, Nicola fa scorrere male però perché il tacco di Laurato mette in movimento Cesaro. Altra conclusione chiusa verso l'esterno della rete di Santarelli, ma è una Pisana, Daniele, che rispetto al solito Cotton sembra trovare più varchi dalle parti del portierone. Sì, meglio la Pisana, Ale, decisamente, più intensa, più intraprendente, come dicevo prima, con più soluzioni offensive. Il Cotton deve cambiare qualcosa secondo me. Ha avuto buon esito un paio di occasioni la soluzione offensiva cercando la torre di Forcina o come sempre Artistico sui piedi. Per il resto secondo me c'è bisogno di un po' più di qualità in seconda costruzione e magari l'ingresso di Rocco Giordano potrebbe dare uno sprint importante. Un altro giocatore, infatti, Rocco Giordano, in grado di spezzare un po' i ritmi di azioni che sono più piatte del solito, più piatte rispetto a quelle che abbiamo visto produrre dal Cotton Club di quest'anno, che in fattore estetico ha fatto dei passi avanti rispetto alla squadra solidissima ma a volte non spettacolare che abbiamo visto nelle scorse stagioni. Attendiamo nel frattempo il responso delle duo con la Grossi Magnanelli, importante durante questo time out per carpire ciò che le panchine stanno conferendo ai propri giocatori in questa prima ed unica pausa per ora di una prima frazione della finale scudetto della Serie A della Lega Calcio a 8, che qui all'Atletico 2000 viaggia sul parziale di parità. È 1-1 Ruggero Massari e Mario Artistico, manco a dire loro, i due candidati principali di queste due squadre alla vittoria finale del pallone d'oro. Evidentemente Colagrossi e Magnanelli stanno attendendo qualche secondo in più
per le informazioni e per le istruzioni che si sono date le squadre, che sembrano rientrare in campo con i medesimi 8 giocatori che c'erano al momento dell'interruzione per time out. Quello spettacolo che ci aspettavamo in fatto di reti e tante occasioni, Daniele, sta un po' mancando, ma in generale rispetto alle ultime finali, forse anche perché si gioca su un campo di calcio 8 anziché uno di calcio a 11 ridotto, e c'è sempre il sintetico sul quale le squadre si sono misurate per tutto l'anno. La differenza si vede un minimo. Indubbiamente, però c'è grande equilibrio, ma questo ce l'aspettavamo. Però c'è grande intensità, credo che vedremo ancora qualcosa di importante. Qualcosa di importante probabilmente verso prima della fine di una prima frazione che sta scivolando via, come ricordiamo ancora sul parziale di 1-1 con Artistico che pressa. Carnevali per sua fortuna è molto attento alle spalle, e Giuseppe De Bernardo che interviene. Carnevali a far ripartire Blandino, che è amico fuori dal campo e compagno di squadra di Carnevali, va a fare un fallo considerato tattico dal capitano della Pisana. Meno male che erano amici. Daniele ha chiesto l'ammonizione, ma ci chiede la linea Lorenzo Magnanelli, noi gliela passiamo. Sì, per aggiornarvi brevemente su quanto le squadre insomma si sono dette durante i time out, più che altro è stato l'occasione insomma per calmare un attimo gli animi dopo le tante proteste da una parte e dall'altra della panchina. Comunque Giuseppucci ha invitato i suoi ad aumentare i giri, ma anche Di Pasquale è assolutamente soddisfatto nonostante ovviamente il gol subito. Laurato è servito da Massari e può controllare, anche se di spalle alla porta attende l'arrivo di qualche compagno. Trova Carnevali ancora dietro di sé sulla verticale, il triplo dribbling di Carnevali che poi con l'esterno riesce a toccare con deviazione. Dice Nicola tantissima qualità in tutti gli interpreti, che si tratti di difensori, centrocampisti o da attaccanti in questa gara. Ancora il tacco di Carnevali, il cross di Ferretti è ben letto da Blandino che li stoppa e poi è buono anche il rinvio di Tinazzi di testa Cervini, prova a retrocedere il pallone da De Bernardo ma ne sbaglia la misura, e calcio d'angolo per il Cotton Club, che Daniele comunque subisce gli attacchi della Pisana o le trame, ma ha il pregio e il merito per ora perlomeno di ribaltare velocemente l'azione. Sì, e poi soprattutto da calcio piazzato, da calcio d'angolo, occhio al terzo tempo di Zamperini e di Conti, possono essere letali. Ecco infatti il pallone sul secondo palo, dove Zamperini salta, guarda in cagnesco i direttori di gara chiedendo loro probabilmente una spinta che noi da qua siamo riusciti in qualche modo ad evincere, probabilmente non tanto forte da causare uno scossone nell'elevazione di Zamperini. Fallo laterale battuto su Carnevali. Col petto Blandino, quindi Conti, pressato da dietro, tiene fisicamente poi a Massari, lo getta a terra di impeto Conti, gli dice qualcosa ma va a dargli la mano, l'arbitro ha la mano nel taschino e ammonisce a Massari. Probabilmente stanno cercando i direttori di gara di tenere in pugno una partita che potrebbe, data la posta in palio, presentare delle escrescenze nervose, Daniele. Ma tutto sommato, data anche la mano tesa da Massari a chiedere scusa a Conti, le scuse subito accettate, un cartellino che potevano risparmiarsi. Sì, diciamo di sì. Comunque ci sono tanti contatti perché è un campo non molto grande, c'è tanto traffico, quindi ripeto, tanti contatti fisici, e i calci piazzati, come abbiamo visto in occasione del gol di Ammassari, possono farla da padrone, Ale. E occhio, perché in questo caso l'abitué dei tiri da fermo del Cotton Club staziona in area di rigore con accanto a sé il suo omologo. Parliamo dei due numeri 10, segnatamente di Mario Artistico, che non è sul punto di battuta di un calcio di punizione che evidentemente Cristian Conti vuole calciare, egli stesso essendoselo conquistato. Conta i passi, sempre 3 in barriera per Giuseppe De Bernardo. 3 minuti di recupero. Conti a giro, non male la soluzione, ma sballata rispetto allo specchio della porta difeso da De Bernardo. E non sappiamo dirvi se i fischi e i bu che sentiamo siano sono all'indirizzo dell'organizzazione da parte dei vivacissimi tifosi della Pisana Calcio 8 assiepati dietro la panchina. Abbiamo sentito prima qualche coro di scherno ad incoraggiare il proprio estremo difensore De Bernardo. Tiziano Carnevali la protegge ancora egregiamente, va da Cervini, che non è pressato, quindi può cercare corridoi utili. Ne trova uno accanto a sé in orizzontale da Ferretti. Ferretti da Carnevali.
Artistico di fronte a sé, Carnevali col problema di dover controllare, ben risolto dalla sua classe, palla sulla suola, fuori per Laurato, spazio per il destro, stoppato da Zamperini che l'ha incollata a quel mancino. Santarelli era andato a terra qui. Altro grande intervento, dobbiamo dirlo, di De Bernardo, perché Cervini gliel'ha rigiocata in testa, di testa all'indietro, velocissima. È lo stesso Cervini dall'altra parte, in una partita che finalmente si fa vedere a viso aperto con Ferretti. Ferretti ha di fronte a sé Cenicola contro Ferretti. Fallo laterale concesso, duplice fischio del direttore di gara in chiusura di primo tempo. Passiamo alla linea a Lorenzo Magnanelli per l'ultima indicazione tattica, che varrà però probabilmente per la ripresa. Sì, perché Giuseppucci ha deciso di schierare Artistico a sinistra. Questa è stata l'ultima indicazione tattica che è arrivata. Poi insomma abbiamo visto che è valso soltanto per gli ultimi 2 minuti di gioco. La chiosa di Daniele Placido prima della meritata pausa, un 1-1 che tutto sommato ci può stare però. Sì, come abbiamo detto però meglio la Pisana, è una Pisana che muove anche velocemente la palla e questo crea qualche difficoltà al Cotton, che sinceramente Ale non sembra brillantissimo fisicamente, come l'abbiamo visto anche nelle ultime uscite, semifinale e finale di Coppa su tutte, e quindi hanno un po' di difficoltà a pressare alto come fanno solitamente, e portando gli avversari dentro la propria area hanno sicuramente qualche problema in più. In attesa dell'inizio della ripresa chiediamo il permesso alla sapiente regia del maestro Antonello Carbonaro per una piccola pausa. Ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo di Pisana Cotton Club. Quanto basta poco, che basta che uno calcia qui. Pausa terminata, è tempo di riprendere a giocare il secondo tempo della finale scudetto della Serie A della Lega Calcio 8 2016-2017. I detentori del titolo del Cotton Club mettono in palio lo scudetto contro la Pisana Calcio a 8, che sarà portata in vantaggio nel primo tempo con la rete da fermo di Ruggero Massari, che sta per riprovare dalla centrata, laddove l'altro marcatore Mario Artistico del gol dell'1-1 è diventato famoso all'interno di questo campionato. Lo era già naturalmente al di fuori della Lega già da prima. In un primo tempo bello ma un po' bloccato e stoppato, ci confidava Daniele Placido, molto probabilmente dalle dimensioni del campo che creano tanto traffico. A Massari qui calcia, Santarelli aveva addirittura Piccheri dietro di sé da scudiere, è riuscito a bloccare senza problemi e a giocare poi sulla propria destra per l'ingresso del mister allenatore. Daniele, tu che hai fatto per tanti anni la Serie A della Lega Calcio 8 di allenatori giocatori, ne hai visti tanti. Piccheri probabilmente è il più forte di loro, di quelli che abbiamo visto alternarsi in tante stagioni. Sì, per lui parla il suo curriculum, insomma, in palcoscenici importantissimi. Da notare che è entrato Rocco Giordano, come avevo anticipato, credo che sia una lettura giusta e vediamo se riesce a dare un po' di qualità all'azione del Cotton. Ci avevano anticipato Mario Artistico allargato, attenzione ad Ammassari, Santarelli velocissimo ad andare giù. Gran parata di Santarelli che continua ad arrabbiarsi perché qui manca la copertura preventiva sul gioco a 2 della Pisana, che poi desiste da calcio d'angolo, ma come nel primo tempo la prima occasione fondamentale è stata per i ragazzi di Davide Di Pasquale, che battono anche il calcio d'angolo fuori per Ferretti che stoppa ma è subito pressato, deve andare da Carnevali che di prima gioca dentro l'area dove attende Danilo Scibilia, sfera incollata al destro, ne ha 2 intorno che lo controllano, se ne va sul fondo e poi il tiro attraversa tutta l'area di rigore. Che giocata di Scibilia! Un prodigio Alessandro, la giocata più bella che abbiamo visto questa sera. Occhio perché questo è un calciatore strepitoso nello stretto, grande tecnica in velocità e uno che può spostare gli equilibri.
L'hanno guardato contemporaneamente Tinazzi, Conti e Zamperini, e Piccheri. Stanno giocando tutti i difensori d'oro, e non è d'oro solo la maglia del Cotton Club. Ci ha chiesto la linea Lorenzo Magnanelli, gliela conferiremo appena possibile ora, perché Blandino si è fatto fermare sulla sinistra. E l'abbiamo visto subito quanto può essere forte la Pisana quando va a cercare il gioco sugli esterni. È questo che ha predicato Di Pasquale, ha predicato appunto di cercare subito gli esterni non appena si riconquista palla. Calma invece quella che predica Giuseppucci, c'è troppa fretta nelle giocate del Cotton. Frenesia che c'è stata anche da parte di Mirko Forcina, che ha tentato una girata volante molto spettacolare senza nemmeno sfiorare il pallone. Zamperini col petto, poi palleggia, allontana da sé a Massari, che commette ancora fallo. Deve stare attento con le proteste perché è già ammonito, seppur molto civili. Massari prova a far valere il suo fisico contro Zamperini. Qui Piccheri è costretto a una brutta giocata da un calcio di punizione che evidenzia lo stesso difetto che ci ha fatto notare Lorenzo Magnanelli prima dal coordinamento a bordo campo. Tanta frenesia nel Cotton anche all'interno di alcune giocate che gli abbiamo visto fare per tutta la regular season, dove non a caso sono state 0 le sconfitte. Con estrema calma qui a Massari cerca un varco ma non può trovarlo, perché Zamperini sta giocando una partita perfetta in copertura per quanto riguarda la concentrazione e il tenere le distanze in difesa. Si attende il ritorno del pallone ufficiale della Gems per far riprendere il gioco. Chiederemo a breve a Daniele Placido come si è trovato quest'anno al battesimo di questi nuovi palloni studiati esclusivamente per la Lega Calcio a 8 dalla Gems, palloni che naturalmente potete trovare in tutti i rivenditori e presso i circoli sportivi che ospitano la Serie A della Lega. Approfittiamo ora per chiedere ciao a Daniele, perché la Pisana gira palla dietro. Sì, sulle prime è un pallone un po' ostico, perché come si dice in gergo parte molto, pallone molto veloce, alla fine però una volta che ci fai l'abitudine però riesci ad avere un buon feeling. Il volto di Zamperini è una smorfia deforme di concentrazione, oggi molto diverso rispetto a quello disteso che gli abbiamo visto praticamente per tutto l'anno. Ma queste sono le partite che contano, queste sono le partite che ti fanno portare a casa i trofei. Lui ne ha una collezione abbastanza lunga all'interno delle ultime 3 stagioni della Serie A della Lega Calcio 8. Il Cotton Club ha vinto tutti i trofei all'infuori di una Coppa Italia vinta dal Testaccio Calcio 8, che poi è stato capace di replicare in Supercoppa. Tinazzi giocano anche oggi quelli di Giuseppucci per il triplete, essendosi impadroniti della regular season, poi successivamente della Coppa Italia. È stato l'anno dei record a 16 squadre, Daniele, che molto difficilmente verranno battuti. 80 punti, 125 gol fatti, 26 vittorie consecutive contando il post season, 21 se si contano quelle in stagione. Sono cifre da campionato olandese ai tempi dell'Ajax di Cruyff. Sì, una stagione impressionante, forse irripetibile. Credo che sulla lunga distanza il Cotton sia veramente una squadra difficile da prendere. Sullo scontro diretto, come stiamo vedendo e come abbiamo visto anche in altre occasioni, altre squadre sono a livello ormai. Continuità vuol dire grande sapienza nella costruzione, vuol dire avere una tenuta psicologica forte e una presa di ferro sui propri giocatori, cosa che sicuramente può vantare la dirigenza dei campioni d'Italia, meno quella della Pisana Calcio a 8, che come avrete sentito anche nella conferenza stampa offertavi da Fanner nel pre-match. E occhio a questo pallone, no, è ben letto da Tinazzi. Come nella conferenza stampa dicevamo della Pisana, Davide Di Pasquale ce l'ha confessato senza mezzi termini: non fosse stato per Massimiliano Miozzi, non fosse stato per la famiglia della Pisana Calcio 8, molto probabilmente il gruppo si sarebbe scollato definitivamente. Tanti elementi invece della famiglia, soprattutto sul finire della stagione, quando stavano per scivolare via quei playoff dove la Pisana sembrava una logica qualificata, sono tornati all'ovile, sono tornati a spingere per una squadra che si trova a tutti gli effetti a giocare la sua prima finale scudetto a 2 anni dalla promozione ottenuta sul terreno Ciriaci, che è campo di casa anche del Cotton Club. Come sarebbe stato, Daniele? Questa è una domanda a sorpresa, però vedere il derby giocato nello stadio, nel campo del derby.
Sicuramente su un campo più grande aumentano le distanze e di conseguenza anche gli strappi dei tanti giocatori di qualità. Forse avremmo assistito a una partita un pochettino più slacciata e meno bloccata. Nel frattempo Barbarella, che non è ancora propriamente entrato in gara, ha provato a servire Rocco Giordano. Sono usciti per rifiatare Forcina ed Artistico. Occhio al pressing di Giordano. De Bernardo la inchioda a terra. Attentissimo Giordano. De Bernardo sembra esserlo di più. Grande impatto però sulla gara per ora di Giordano, che si era abbastanza nascosto, ma che sicuramente col suo lavoro oscuro fatto anche di corsa senza il possesso del pallone può far stancare i giocatori della Pisana, che molto probabilmente non hanno la stessa quantità di cambi in panchina. Chi non è uscito dal campo è Conti, che è riuscito ad appoggiare da Barbarella, bravo per andare da Rocco Giordano, che sposta il pallone, si fa toccare da Carnevali. Altro calcio di punizione per il Cotton, altre proteste, stavolta veementi, della Pisana. E questa è una potenziale occasione importantissima. Per chi Daniele è entrato dalla panchina apposta per battere il calcio di punizione, è arrivato sul punto di battuta, li ha cacciati via tutti, perché quando c'è da tirare col sinistro da quella posizione non esistono discussioni nemmeno in una squadra dove gli elementi carismatici ci sono, e ce ne sono anche tanti. Forse è questo il motivo delle proteste della Pisana. Calcio a 8, Santarelli dall'altro lato del campo, la solitudine dei numeri 1 in questo caso è lì, tutti i suoi compagni sono lontani, lo svolgimento dell'azione è lontanissimo da lui, ma lui deve mantenere comunque la concentrazione, deve fare la stessa cosa naturalmente Giuseppe De Bernardo, a maggior ragione, e ne va a mettere naturalmente 4 in barriera con Giordano, che forse allunga il muro. Si sono allontanati tutti, c'è solo Mario Artistico sul punto di battuta. Artistico, ma sulla traiettoria crediamo proprio un coraggiosissimo Ferretti dopo deviazione, e la palla è dall'altra parte da Santarelli, che rinvia. È rimasto in proiezione offensiva il Cotton, ma senza giocatori all'interno dell'area di rigore. Conti a braccia larghe al centro del campo, sembra lamentarsi con i suoi compagni. Qui può raccogliere la buona azione in pressing di Blandino, controllare, tentare lo scavino d'Artistico! La rovesciata anche oggi, anche in finale, forse decide la partita più importante dell'anno con il gol più bello dell'anno. Mario Artistico, sempre lui, tutto il Cotton in campo, noi possiamo solo applaudire il 2-1. Quello che ho detto prima Alessandro, se è in condizione ancora il giocatore che determina di più. Abbiamo visto qualcosa di straordinario, questo è un calciatore di un'altra categoria. In un fazzoletto si avvita una coordinazione impressionante, è un abitué di questa giocata, gliel'abbiamo vista fare più e più volte, straordinario. Incredibile, incredibile davvero, e tante volte basterebbe il silenzio, bisognerebbe star zitti e guardare, e a brevissimo il replay vi verrà offerto dalla regia di Antonello Carbonaro. Il Cotton Club, qui Barbarella se la prende con Ferretti, che si è attorcigliato con lui, le panchine si abbracciano in campo, serve un immediato intervento delle dirigenze a dividere la parte più bella e la parte più brutta della Lega Calcio a 8. Nello spazio di 40 secondi la rovesciata d'Artistico è stata di quelle d'autore. Abbiamo visto Barbarella con Ferretti che l'ha in qualche modo scalciato dopo che si erano appunto attorcigliati in contrasto. Ci hanno un po' distolto dagli occhi quello che era accaduto pochi istanti prima. Addirittura Giuseppe De Bernardo dall'altro lato a prendersela con Barbarella, no, è stato allontanato. Non vogliamo commentare questo, rimaniamo, è meglio Daniele, con negli occhi la rovesciata d'Artistico. Stavolta non c'è stato bisogno nemmeno dello stop. Voglio confessarti una cosa, mentre andava in elevazione hai tirato un sospiro, forse vedendo già dove sarebbe andato quel pallone. Non serviva nemmeno vedere se fosse entrato in rete o no, perché è calato un secondo di silenzio. Il silenzio può essere la risposta migliore davanti alla meraviglia che abbiamo visto. Sì, credo che il sospiro tutti i presenti l'abbiano tirato all'unisono, perché mentre quel pallone, se non sbaglio di conti, in profondità viaggiava verso la parte esterna dell'area di rigore,
tutti abbiamo pensato la stessa cosa, che Mario Artistico stava per coordinarsi e offrirci il pezzo pregiato della casa. Veramente un colpo straordinario, preferisco parlare di questo piuttosto che di quello che sta accadendo in campo, che è sinceramente molto meno bello e molto meno edificante. Purtroppo a fare da contraltare c'è quello che stiamo vedendo adesso, dove serve tutto il lavoro dell'organizzazione e di parte delle panchine a dividere la mischia che si era creata dopo il contrasto sulla tre quarti difensiva del Cotton Club. C'è Artistico nel frattempo che lì dietro sta parlando molto probabilmente con un suo piccolo parente, del quale dobbiamo chiederti dopo un'eredità che viene lasciata da Artistico all'interno dell'Atletico 2000. Non solo da questo gol, il gioco è ancora fermo, Daniele. C'è un nipotino che potrebbe far parlare di sé, quello che gli auguriamo ancora meglio rispetto e ancora di più rispetto a quello che fa lo zio. Sì, è un giovanissimo calciatore che però evidentemente ha qualcosa nel DNA che lo contraddistingue, caratteristiche diverse rispetto allo zio, perché è un attaccante strutturato, un centravanti vero, ma come lo zio ha il gol nel sangue. Ci ha chiesto la linea ad inizio bisticcio Lorenzo Magnanelli, di dati ne avrà incamerati e come, con Cristiano Colagrossi che si è trovato in mezzo al parapiglia. Chiediamo conto direttamente a lui. A te la linea, Lorenzo. Senza scendere troppo nello specifico, l'avete detto voi Alessandro, abbiamo visto un gesto tecnico in precedenza molto più bello di quello che poi invece siamo stati costretti a mostrare. Comunque tante proteste, tanta tensione in campo ovviamente sia da una parte sia dall'altra. Adesso tra poco il gioco speriamo riprenda. La panchina della Pisana comunque ha protestato moltissimo reclamando un'espulsione per Barbarella che ha messo a quanto pare le mani in faccia di un avversario. Per quanto riguarda invece l'azione del gol, la panchina della Pisana si era appena lamentata per la poca attenzione mostrata sulla corsia sinistra, e poi ovviamente se di Artistico possiamo dire poco e niente, nel senso che ha fatto un gol assolutamente incredibile, quasi incommentabile, ed era entrato apposta per tirare quella punizione. Vi dico che però il Cotton lamenta qualche difficoltà per quanto riguarda la punta centrale, sia Barbarella sia anche Forcina, che in campo era il più bersagliato, diciamo, di critiche o più che altro di suggerimenti da parte dell'allenatore. I due arbitri nel frattempo, ci sono due direttori, loro è il secondo anno, se non andiamo errati, e si conclude con questa formula. Stanno probabilmente deliberando su quelli che saranno i provvedimenti disciplinari da prendere, perché la gara a tutti gli effetti dopo il gol e quel contrasto non è più iniziata. Noi dobbiamo ricordare che però c'è un altro campo dove si è giocato e si sta giocando la finale delle fasi finalissime della Lega Calcio a 8. Un cartellino rosso è stato sventolato per Barbarella e per Tiziano Carnevali, forse, non ne siamo certi. Sicuramente è stato espulso Barbarella. L'espulso della Pisana ha reclamato lungamente l'espulsione di Barbarella alla Pisana Calcio a 8. Vediamo quale elemento. Sì, Carnevali. Quindi la gara, la finale scudetto, finirà in 7-7. No, a tutti gli effetti dobbiamo commentare qualcosa di incredibile. Magnanelli è lì, ce lo sa raccontare meglio di noi. Sì, perché Alessandro sta succedendo qualcosa di incredibile, forse anche per i tifosi, per quello che c'era fuori. Adesso lo stiamo vedendo, tutti i giocatori della Pisana stanno abbandonando il campo. La Pisana aveva minacciato di andarsene se l'arbitro non avesse espulso Barbarella. È avvenuta l'espulsione di Barbarella, in contemporanea, come hai raccontato tu, anche quella del capitano della Pisana, ma adesso non c'è più nessuno della Pisana in campo, sono tutti andati via dal campo. Incredibile.
Incredibile davvero, ma una proposta, la prima che mi viene in mente, dato che ne abbiamo sparsi qui per i due terreni di gioco. Sull'altro si giocava AX City al Macri e tuttora Bar Cristal e Lazio Calcio a 8. Noi un allenatore avversario da porre al cotto non ce l'abbiamo, c'è Matteo Dupachie, commentatore tecnico di Bar Cristal Lazio Calcio a 8. Abbiamo Daniele Placido, abbiamo dei reporter di fan sparsi per tutto il circolo, atti ed abili anche tra l'altro a giocare una partita di calciotto. Abbiamo Daniele Placido accanto a noi, c'è Simone Mirante che purtroppo ha un crociato fuori uso, quindi non potrebbe essere dell'eventuale gara. Noi attendiamo indicazioni da fuori per quanto riguarda la prosecuzione della diretta. Siamo in attesa di passare la linea alla regia, attendendo gli eventuali sviluppi dal centrale dell'Atletico 2000. No, gli sviluppi ve li sappiamo raccontare in diretta, perché il direttore di gara fischia per 3 volte, triplice fischio dell'arbitro, e il più clamoroso degli epiloghi possibili ed immaginabili. Il Cotton Club è campione d'Italia per il 3° anno consecutivo, vincendo sul campo una gara che stava viaggiando sul parziale di 2-1, quando la Pisana Calcio a 8, all'incirca al 6° della ripresa, ha deciso di abbandonare la contesa, perdendo quindi la partita a tavolino. Avevamo parlato di un'atmosfera delle grandi occasioni, Alessandro, di grandi sensazioni e grandi aspettative, ed eravamo stati ripagati perché avevamo visto una partita di altissimo livello, impreziosita da un colpo meraviglioso di Mario Artistico e indubbiamente da alcune decisioni arbitrali discutibili, ma anche difficili da prendere. E, insomma, quello che è successo non lo posso commentare perché è veramente un peccato. Rimaniamo in attesa delle premiazioni dal campo centrale. Chiediamo una piccola pausa alla regia per settare il tutto ed attendere che il resto dei protagonisti torni in campo. A dopo e buona Lega a tutti.